Sole a Milano e c'è questo Inter-Padova, una partita importante soprattutto per l'Inter per continuare la cavalcata verso la zona UEFA, importante anche per il Padova che deve spezzare una serie negativa di 8 sconfitte consecutive e cercare un po' di motivazioni per questo finale scontato con la retrocessione in Serie B dietro la porta. È tutto pronto per il calcio d'inizio di questo Inter-Padova, l'arbitro è il signor Messina di Bergamo, inquadrato le formazioni. L'Inter è in campo con il numero 1 Pagliuca, 28 Pistone, 13 Festa, 19 Paganin, 6 Roberto Carlos, 4 Zanetti, 8 Polins, 17 Fresi, 24 Fontolan, le punte sono il 10 Carbone e il 27 Branca. Il Padova risponde con il numero 1 Buonaiuti, 6 Quicchi, 29 Nava, 4 Giampietro, 5 Rosa, 3 Gabrieli, 10 Longhi, 17 Coppola, 7 Michel Craig, 11 Nicola Moruso e 19 Goran Vlahovic. Mauro Sandriani si gioca parecchio della sua possibile conferma a Padova da questo risultato, un Padova che arriva dopo 8 sconfitte consecutive con sicuramente il morale sotto i tacchi, ma c'è da difendere l'orgoglio e da salvare sicuramente la faccia. Qui a San Siro fare anche bella figura come si è fatto tutto sommato all'Artemio Franchi di Firenze. Inquadrati Giampietro e il signor Messina di Bergamo, vedete Giampietro che ha subito evidentemente una botta nello scontro precedente con Marco Branca, ha riportato un taglio sull'arcata sopraccigliare. Silvio Giampietro è una maschera di sangue in questo momento, viene curato dai sanitari del Padova, Rino Baron e da Gigi Munari. Padova comunque che riparte inquadrato Marco Branca, l'autore di questo taglio brutto a Giampietro. Conclude Nicola Moruso fuori dai pali al primo minuto e 20 secondi di gioco, la conclusione dell'attaccante biancoscudato. Ha 11 gol in questo campionato. Il tiro di Amoruso finisce fuori e Pagliuca si appresta adesso al rinvio. Il punteggio è sempre di 0-0 a San Siro su Telenuovo in esclusiva Inter-Padova. Fresi. Avanza Javier Zanetti, uno dei giocatori più interessanti venuti in Italia in questo campionato, argentino. Roberto Carlos, l'altro sudamericano, prova la bomba! Pallone che finisce sopra la traversa, ci ha provato subito Roberto Carlos a ingaggiare questo duello personale con Buonaiuti. Gli appassionati biancoscudati ricorderanno all'andata nella vittoria contro i nerazzurri per 2-1 questo duello splendido tra Carlos e Buonaiuti, che fu sicuramente vinto dal portiere biancoscudato che neutralizzò un po' tutte le conclusioni del brasiliano. Zanetti colpisce di testa, Michel Craig, poi servito Gabrieli sulla sinistra, un Padova che si schiera con il solito modulo 5-3-2 con Quicchi e Gabrieli esterni. I centrali sono Nava, Rosa e Giampietro più staccato a centrocampo. Coppola sostituisce Nunziata a letto con la febbre, poi Longhi e Craig sugli esterni. Le punte sono Amoruso e Vlahovic, perde palla il Padova, Marco Branca la insegue, palla che esce la palla di Marco Branca e il Padova può ripartire con il fallo laterale. Subito un guizzo dell'attaccante nerazzurro che riceve gli applausi dei 37.000 spettatori presenti quest'oggi a San Siro sugli spalti. Quicchi, terzo minuto, 0-0, Amoruso cerca di andare via, prova il lancio verso Goran Vlahovic che rincorre adesso la sfera. L'Inter invece si schiera con il 4-4-2, una zona pura quella di Roy Hodgson, Feste e Paganin sono i difensori centrali. A destra Pistone, a sinistra Roberto Carlos, a centrocampo in mezzo giocano Polins e Fresi, schierato in questa inedita posizione proprio dall'allenatore inglese. Sulle fasce Fontolan da una parte e Zanetti dall'altra, le punte sono Branca e Carbone che dà una mano al centravanti interista, autore quest'anno già di 15 gol, 12 con la maglia dell'Inter, 3 con la maglia della Roma. Zanetti va via, il cross, Branca di testa, rete! Dopo 4 minuti di gioco l'Inter sblocca subito il punteggio a San Siro con un colpo di testa di Marco Branca che riceve poi l'applauso da parte del pubblico nerazzurro, scattato in piedi a celebrare questo gol di Branca, colpo di testa in tuffo molto bello da parte del centravanti nerazzurro, ma anche qui c'è da sottolineare la dormita
generale della difesa biancoscudata, un cross quasi innocuo nell'arietta, e qui anche Adriano Bonaiuti forse sarebbe potuto uscire. Solita musica, solito cliché nelle trasferte del Padova. 3-4 minuti e poi subito gol, subito partita in salita per il Padova a San Siro. 1-0, ci ha pensato Branca a sbloccare il punteggio, e per il Padova è davvero una nata no. Fallo di Amoruso su Roberto Carlos, calcio di punizione già battuto. Fresi, Nava, colpo di testa, questa volta subisce fallo il difensore biancoscudato. Tra l'altro per lui è quasi un derby, ha giocato nel Milan per diverse stagioni, quindi i colori nerazzurri sicuramente gli ricordano i derby con il Milan. Colpo di testa di Inz per Carlos, l'Inter fa capire subito quale sarà il copione di questo Inter Padova. Carbone, sono attesi anche i suoi numeri, i suoi guizzi dalla platea, dalla grande platea di San Siro. Zanetti fa girare bene palla l'Inter adesso, pistone sulla destra, avanza l'ex vicentino, cerca e trova Inz, entra in aria, il contatto, poi calcio d'angolo. Ma è un Inter sicuramente a trazione anteriore, un Inter che ha cominciato con il piede giusto questo pomeriggio alla ricerca della zona UEFA per i nerazzurri, ma alla ricerca soprattutto del riscatto. Dopo 2 sconfitte consecutive in casa, l'Inter ha perso contro la Sampdoria nel mercoledì di recupero, quindi cerca da questa gara sicuramente il riscatto. Cerca adesso Festa di farsi largo in area, il cross di Fontolan, l'uscita di Bonaiuti, conclusione di Carlos. Fresi, posizione regolare, la conclusione, è il pallone che si perde di poco sul fondo. Occasione ancora per l'Inter, e davvero ci sembra di vedere un po' la trasferta di Firenze, quando la Fiorentina nei primi 10 minuti costruì qualcosa come 3 palle gol, mise al sicuro un po' tutto il risultato. Ne sono passati di minuti a San Siro, 6, il punteggio è già di 1-0, gol di Branca al quarto, avanza Gabrieli. Padova che adesso deve reagire soprattutto sul piano dell'orgoglio. Sono presenti anche una trentina di tifosi biancoscudati qui a San Siro con un eloquente striscione: Mauro non si tocca. La loro posizione nei confronti di Sandriani è molto ferma, loro chiedono alla società biancoscudata la conferma del tecnico di Mauro Sandriani, il cui destino sembra, almeno da quello che si è detto nella vigilia, potersi giocare in questi 90 minuti. Roberto Carlos conquista questo calcio di punizione, anche se qui dal replay avete visto come Nava nel suo intervento ha toccato decisamente il pallone. Roberto Carlos cerca Fresi, la finta, Inz, l'intervento di Coppola a spezzare questa manovra nerazzurra. Michel Craig prova col sinistro, perde palla l'olandese. Carlos avanza sull'out, Mancino cerca e trova Branca, poi Carbone ruba palla a Nava, conquista un fallo laterale l'Inter, niente da fare. Il guardalinee del signor Messina ha segnato la rimessa al Padova. Ne approfittiamo per ridarvi le formazioni che sono scese in campo da 8 minuti, con l'Inter in vantaggio per 1-0. L'Inter è in campo con Pagliuca, Pistone e Festa, Paganin, Carlos e Zanetti, Inz, Fresi, Fontolan, Carbone e Branca. Ma attenzione ad Amoruso che entra in area, contatto con Roberto Carlos, e qui Amoruso ha chiesto esplicitamente il calcio di rigore. Non è d'accordo il signor Messina. Contatto tra Amoruso e Roberto Carlos all'8° minuto. Inz avanza, il Padova in campo con Bonaiuti, Quicchi e Nava, Giampietro, Rosa e Gabrieli, Longhi, Coppola, Craig, Amoruso e Vlahovic. L'Inter è passata subito in vantaggio al 4° minuto, proprio da una fuga di Zanetti sulla destra. È nato il cross vincente per Branca, e Zanetti dimostra di essere sicuramente il giovane straniero più interessante che è arrivato quest'anno nel campionato italiano, Javier Zanetti. Bonaiuti controlla il pallone tra i piedi, fa ripartire adesso l'azione del Padova con Giampietro. Geo Veneta, servizi di igiene ambientale, e Scapin, servizi di igiene urbana. 2 aziende qualificate che operano per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente.
Per questo, ogni giorno, con professionalità e competenza, sono in grado di affrontare con i mezzi e le tecnologie più avanzate qualsiasi problema di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle normative vigenti. Geoveneta e Scapin, in via Valsugana, a San Giorgio in Bosco. La retrocessione, ultima in classifica, senza appello, senza alibi. Il Padova ricomincerà l'anno prossimo dalla Serie B. Michel Craig fa girare palla per Coppola, prova Rosa a incunearsi nella difesa dell'Inter. Longhi, scatta Gabrieli, è servito sulla sinistra, Pistone si guarda attorno, Gabrieli, cross al centro, pericolosissimo. C'era Amoruso poco più indietro sulla linea dell'Arietta. Gabriele ha crossato, forse ad occhi chiusi, non ha visto il compagno in area. Sta di fatto che il Padova è andato vicino al pareggio. Qui vedete anche Pagliuca, qualche incertezza su questo cross. Padova vicino al pareggio con un'incursione di Gabrieli sulla sinistra. Pagliuca al rinvio, colpo di testa di Fresi e Coppola. Inz fa girare palla adesso per Carlos sulla sinistra. Carlos, pallone per Fontolan, l'intervento di Rosa per Giampietro, avanza adesso Giampietro, palla al piede, cerca e trova Gabrieli sulla sinistra, avanza il terzino del Padova, poi Coppola per Amoruso, Vlahovic servito da Amoruso, ma c'è l'intervento di Carlos in fase difensiva, che non è sicuramente il suo forte. Pistone sulla destra, avanza Alessandro Pistone, acquistato a novembre dal Vicenza. All'indietro per Zanetti. Zanetti, Fresi, è un po' un interrogativo quello del suo ruolo quest'anno. Fresi acquistato da Moratti quest'estate per ricoprire il ruolo di libero. Si era già parlato di erede di Baresi, proveniva dalla Salernitana, 7 miliardi per il suo cartellino. Poi dopo le prime apparizioni con Bianchi, dall'arrivo di Oxon, Fresi è stato schierato a centrocampo davanti alla difesa, un po' snaturando quelle che sono le sue caratteristiche. Goran Vlahovic ha commesso fallo, si riparte. Inz, anche lui oggetto dei desideri di Moratti quest'estate, oggetto anche però dei cori razziali da parte dei tifosi del Cremonese qualche settimana fa. Attenzione, l'uscita di Bonaiuti, serve Quicchi per Nava, attenzione l'errore, Carbone, Benito Carbone realizza un gol, ma c'è davvero da piangersi addosso per questo clamoroso errore della retroguardia biancoscudata, che veramente ha commesso un'ingenuità incredibile. Un siparietto quello, lo rivediamo qui il gol di Carbone, che è sicuramente una grande prodezza, quella del numero 10 dell'Inter, che ci ha abituato a queste gemme, pallonetto sicuramente stupendo, ma c'è da rimarcare l'errore grossolano in appoggio dei tre Bonaiuti, Quicchi e Nava, che hanno fallito questo 1-2 e l'Inter passa sul 2-0 sotto accusa, come ormai da diverse settimane, la difesa biancoscudata, che sta commettendo degli errori davvero ingenui. Non siamo abituati a vederli da questi giocatori, evidentemente sono davvero psicologicamente a terra e commettono degli errori che di solito non fanno. Branca sulla sinistra, un monologo nerazzurro adesso, avanza la finta, doppia finta, ancora Branca, il cross, la deviazione, può ripartire il Padova con Amoruso, vediamo se avrà la forza di reagire adesso dopo questo doppio colpo dell'Inter. Vlahovic, l'intervento in chiusura di un grande Zanetti, sicuramente sono giusti gli applausi della tribuna. Riceve palla Fresi, 2-0 per l'Inter nei primi 12 minuti, sembra già chiusa la sfida di San Siro, ma davvero un regalo ha consentito a Carbone di realizzare questa rete. Benito Carbone, che è arrivato quest'estate dal Napoli, ha già realizzato in questa stagione 2 gol, la sua terza rete e la sua 10ª in Serie A.
per Benny Carbone, uno dei giocatori attesi al vero e proprio salto di qualità, potrebbero consentirgli anche magari di arrivare in nazionale. Carbone conquista palla, adesso si appresta a battere questo calcio di punizione, inquadrato Adriano Bonaiuti. Carbone cerca lo scambio con Fresi, la conclusione di Fresi, l'uscita da parte di Bonaiuti che blocca e rinvia. Ci ha provato Fresi a impensierire Bonaiuti, Amoruso. Vede dall'altra parte Gabrieli, lo serve con un lancio calibrato, Gabrieli lo stop, indietreggia, è affrontato da Pistone, all'indietro trova Rosa, poi ancora Giampietro. Il cross da parte del libero biancoscudato per Vlahovic, Craig, c'è un'indecisione della difesa dell'Inter, ancora Amoruso e Vlahovic si scontrano, Padova che avanza, dal bianco serve Quicchi. Immediata la reazione del Padova con Andrea Quicchi che prova adesso il cross dall'altra parte, il colpo di testa di un difensore nerazzurro, riparte ancora Gabrieli, non perde palla, all'indietro serve Giampietro, fa girare palla adesso il Padova con Coppola, Rosa, palla lunga a cercare Vlahovic, Fontolan se la cava col mestiere, poi scivola, poi ancora di testa, serve Pistone. Fontolan dimostra di essere un giocatore eclettico, di saper anche difendere, e l'Inter si salva da questo attacco biancoscudato, dimostra di non essere sicuramente una squadra che può lottare per lo scudetto, almeno dal punto di vista difensivo sembra avere molte lacune la formazione nerazzurra. Coppola per Vlahovic, va via Goran Vlahovic, cerca la deviazione verso Amoruso, Vlahovic si era incuneato nella difesa nerazzurra, Amoruso poi perde il passo giusto, riconquista palla, ancora un ottimo Zanetti, ma il Padova cerca di approfittare di qualche amnesia difensiva dei nerazzurri, colpo di testa di Nava, poi ancora Fontolan cerca il suo compagno argentino Zanetti, ma fa filtro la difesa biancoscudata. Gabrieli fa girare palla adesso per Coppola, Quicchi servito sulla destra, avanza il numero 6 preferito quest'oggi a Sconziano, addirittura in tribuna, il milanese. Sandriani gli ha preferito in panchina il giovane Molinari. Colpo di testa da parte di Amoruso, intervento di Fresi su Coppola e l'Inter può ripartire con Carlos. Fontolan sulla sinistra, movimento di Carbone che taglia il campo, poi servito Branca con un assist troppo lungo. Rimettiamo un po' in ordine quello che è successo in questi minuti su Telenuovo. Inter 2, Padova 0 dopo 17 minuti di gioco nel corso del primo tempo. I nerazzurri hanno subito sbloccato il punteggio con Branca e Carbone. È una partita speciale per il presidente biancoscudato Cesarino Viganò, che torna a casa insieme con Altobelli, dove ha vissuto qui con l'Inter 11 anni come dirigente, come vicepresidente. Ha chiesto espressamente alla sua squadra prima della gara di giocare una gara speciale per dargli una soddisfazione, una piccola soddisfazione, e da 4 partite che Viganò, nuovo presidente del Padova, vede solo sconfitte. Non ha avuto ancora la gioia di avere un punto come presidente. Coppola per Gabriele, intervento di Zanetti in chiusura, giocatore completo questo Zanetti, perde poi palla ma conquista un calcio di punizione, gli ha tirato la maglia Michel Craig, che fa segno Zanetti. Intanto Messina comincia a sentire il caldo del sole di San Siro. Pistone, giornata nettamente primaverile, e qualche problema l'Inter lo ha dimostrato sicuramente in difesa. Lì che Moratti e i suoi collaboratori dovranno lavorare per allestire una squadra da scudetto per la prossima stagione. Coppola ruba palla con l'esterno a cercare Amoruso, la posizione non è regolare per l'attaccante biancoscudato, poi Pagliuca batte a palla in movimento, ma le regole non sono queste. Si ripartirà con un calcio di punizione per la posizione irregolare di Amoruso. Se ne incarica Massimo Paganin, serve Fresi,
Colpo di testa da parte di Zanetti, poi Coppola, Longhi, all'indietro ancora per Gabrieli. Giampietro. Massimiliano Rosa verso Nava, ancora all'indietro per Giampietro. Il Padova manovra nella sua tre quarti, non riesce a spingere, a dare il là decisivo all'azione offensiva. Carlos per Fontolan, c'è Longhi, cerca di superarlo in dribbling, intervento buono di Nava che avanza adesso, palla al piede, Stefano Nava in dribbling, supera Carlos, poi Quicchi servito sulla destra, il cross, intervento da parte di Zanetti, ancora Nava che si lancia in un'incursione offensiva. Longhi, adesso il Padova fa girare bene palla, conquista qualche metro in più l'11 di Sandreani. Michel Craig per Amoruso, è buona la palla, Amoruso cerca di girarsi. L'intervento di Festa, poi di Pagliuca impediscono al numero 11 di realizzare il gol che poteva accorciare le distanze. Ben servito da Michel Craig. Rivediamo lo stop di Amoruso al volo, poi la conclusione. Festa con il corpo ha attutito il colpo, ha permesso a Pagliuca di poter bloccare. Sembrava un'azione simile a quella del secondo gol di Amoruso a Firenze, quando l'attaccante ha ricevuta palla proprio da Craig, ha stoppato e battuto tondo. Qui Festa ha salvato questa minaccia, attenzione Branca non riesce l'assist per Carbone. Carlos, buon aiuti di pugni, e Carlos ci prova, appena la possibilità di concludere lo fa da qualsiasi posizione. Ha un gran sinistro Carlos, è la sua qualità migliore. Quicchi sulla destra, il cross dall'altra parte a cercare Michel Craig, intervento di Pistone in diagonale difensiva, conquista adesso un fallo laterale in attacco il Padova. Craig per Rosa, Coppola, 21 minuti di gioco, Inter in vantaggio per 2-0 sul Padova. Vlahovic che fallo su Inz, gamba tesa per il croato, arrivato a quota 12 nella classifica marcatori, sicuramente un ottimo bottino per lui. Amoruso ruba palla a Carlos che ha qualche problema in fase difensiva, si gira Amoruso, trova Longhi, il triangolo, ancora Carlos che dorme, Amoruso ruba palla, cerca di rientrare, poi Inz da dietro ritorna sui piedi di Amoruso e sfuma questa azione offensiva. Il cross di Gabrieli, ancora il Padova in avanti, Padova che sta adesso finalmente manovra apprezzabile. Quicchi, Longhi, ancora Andrea Quicchi, avanza il Padova, poi il tocco di Quicchi è troppo lungo, si lamenta un po' il capitano biancoscudato in maniera molto soft con il suo compagno di vecchia data Andrea Quicchi. Paganin, capitano dell'Inter, numero 19, già nell'orbita nazionale, anche per lui c'è la possibilità di conquistare un posto per gli europei in queste ultime giornate. Festa, comunque il Padova in questi ultimi 10 minuti è sicuramente avanzato il proprio baricentro e costretto l'Inter sulla difensiva, che non è il suo forte. Quando attacca l'Inter è pericolosissimo. Giampietro, intervento di Paganin, poi Craig ruba palla, si può sviluppare un buon contropiede, ancora Amoruso servito, c'è Festa che chiude anticipando l'uscita di Pagliuca, poi Carlos, avanza il brasiliano, campione del mondo, Presi a centrocampo, è lui che negli schemi di Hodgson deve prendere per mano la squadra e farla girare. Branca in area, contatto con Nava, e per Messina non c'è fallo, si riparte con Longhi, contropiede del Padova. Giampietro, Rosa, avanza adesso Massimiliano Rosa, trova Coppola che oggi agisce nel settore che di solito appartiene a Annunziata. Coppola è stato schierato da Sandreani al suo posto.
mentre contro la Roma nel turno infrasettimanale Coppola aveva agito sulla fascia destra come esterno di destra. Longhi, Quicchi servito sulla destra, avanza il numero 6 biancoscudato, trova Amoruso, intervento di Inz, poi ancora Amoruso per Vlahovic, ma l'uscita di Pagliuca sicura. 24 minuti su Telenuovi in esclusiva gli incontri del Padova. Quest'anno non sono davvero fortunati questi incontri, anzi nell'ultimo periodo sono davvero disastrosi. Inz per Fontolan, 2-0 il punteggio. Fontolan avanza ancora, entra in area, l'uscita di Buonaiuti trattenuto da Giampietro. Fontolan non è riuscito a concludere. Michel Craik avanza sulla sinistra, Zanetti in chiusura, davvero impeccabile la prova di Zanetti fino a questo momento. Fallo di Craik che si arrabbia un po', Zanetti ancora subito verso Festa. L'Inter gioca sul velluto adesso. Carlos avanza, chissà se proverà il tiro. Carlos che ci ha abituato ormai a concludere da qualsiasi posizione. Fresi avanza, Fresi, buono il dribbling, serve Carlos ma lo serve anche male. Carlos indietreggia. Nava per Coppola, si è un po' assestata adesso la partita dopo l'1-2. Branca Carbone, Gabrieli sulla sinistra, Michel Craik ancora verso Gabrieli, il servizio non è preciso e la chiusura di Festa può far ripartire la manovra dell'Inter. Fresi, stop di petto elegante, poi l'apertura del gioco non è delle migliori. Fresi dimostra di non essere ancora particolarmente adatto a ricoprire questo ruolo che Hodgson ha deciso per lui. Longhi apre il gioco dall'altra parte per Quicchi, avanza lo scambio con Amoruso all'indietro verso Longhi. Vlahovic fa il movimento, chiede palla, poi Michel Craik che si prende la responsabilità di aprire verso Gabrieli. Il cross di Gabrieli è nettamente sul fondo. Pagliuca poi si allena in qualche esercizio sulla traversa e serve immediatamente Roberto Carlos. Paganin apre il gioco sempre per il brasiliano. Su sinistro Bomba ha convinto Moratti a portarlo in Italia. Roberto Carlos quest'anno ha già segnato 5 gol con la maglia nerazzurra. Sicuramente il suo miglior pregio, quello della conclusione a rete, ha dei difetti piuttosto gravi nelle chiusure difensive. Amoruso, buono il numero per Coppola, avanza ancora la formazione biancoscudata, buona l'intenzione di Amoruso che in dribbling aveva rubato palla ai difensori nerazzurri. Lancio di Quicchi, Festa, l'errore, Amoruso, la porta è vuota e il Padova accorcia le distanze con Amoruso. Nicola Amoruso realizza il suo 12° centro stagionale approfittando di un errore da parte di Festa. Lo rivediamo, Amoruso si porta palla con il petto e poi approfitta dell'uscita, anche quella scriteriata da parte di Pagliuca, e realizza il gol del 2-1, riaprendo un po' le danze a San Siro. Rivediamo ancora una volta Festa, l'errore, dimostra di non avere sicuramente dei piedi dorati, il giocatore ex cagliaritano. Qui ci viene riproposto il tocco di Amoruso. Sembrava quasi a prima vista che si fosse trascinato la palla con una mano, invece ha toccato probabilmente con la parte alta della spalla. Questo ha potuto trarre un po' in inganno Pagliuca, che ha protestato molto verso il guardaline. Sta di fatto che il signor Messina non ha avuto dubbi e il Padova ha accorciato le distanze riaprendo la partita a San Siro, sicuramente ancora più bella adesso con Pistone. Attacca l'Inter che non può accontentarsi dell'esiguo vantaggio. Carbone, il cross di Carbone verso Branca, stop di petto elegantissimo di Branca in aria, prova a girarsi, ancora Branca, poi attaccato dai difensori biancoscurati, perde palla. Longhi avanza il capitano,
Si ferma Amoruso, parte Vlahovic, ancora Amoruso, c'è Vlahovic in fuorigioco, adesso il croato avanza, palla al piede, serve ancora Amoruso, la posizione questa volta è irregolare. Amoruso non è d'accordo, lo fa capire anche con toni piuttosto decisi al collaboratore del signor Messina. Nava commette fallo su Carbone, si becca anche il cartellino giallo, è il terzo fallo, dice Messina, e per Nava diffidato c'è il cartellino giallo. Nava quindi salterà la partita di sabato in anticipo a causa delle elezioni, salterà la gara con l'Udinese. Stefano Nava, cartellino giallo, ammonizione, prima ammonizione dell'incontro per l'ex rossonero. Adesso è Benny Carbone con il suo destro vellutato che si incarica di battere questa punizione. Posizione pericolosa, batte Carbone, colpo di testa di Inz. Pallone che finisce nettamente sopra la traversa, ricomincia a cantare San Siro per dare la carica. Polinz, guerriero del centrocampo dell'Inter, The Gun, il governatore, così era chiamato in Inghilterra dai tifosi del Manchester United. Michel Craig cerca spazio nella difesa nell'azzurra, il lancio è verso Quicchi, tiene palla Quicchi, il cross per Vlahovic, colpo di testa di Festa, poi Paganin. L'Inter arranca quando viene pressata un po'. Inz ancora in difesa, di testa due volte per Pistone. C'è un fallo commesso forse da Festa, di fatto che Messina ha intravisto il calcio di punizione, perché la posizione non è male per il destro di Coppola. Messina fa capire che la punizione è in seconda, alza il braccio. Pagliuca sistema la barriera, il portiere della nazionale, ex portiere della nazionale, scusate il lapsus. Pistone può ripartire, i minuti sono 31 nel corso del primo tempo, il punteggio è cambiato da qualche istante, il Padova ha accorciato le distanze, siamo 2-1 adesso. Buonaiuti, l'uscita di Buonaiuti che adesso prova il rinvio, c'è Roberto Carlos che prova a dargli fastidio, colpo di testa di Fontolan, in chiusura conquista il fallo laterale il biondo centrocampista ex Genoa Benito Carbone, cerca il numero Carbone, dribbling in aria, ancora avanza Carbone, Carbone sulla bandierina, poi trattiene il pallone e il signor Messina se ne accorge e sì, Carbone ha commesso un'irregolarità, conquista il calcio di punizione il Padova. Benny Carbone, classe 1971, 25 anni per Carbone, che ha atteso quest'anno alla definitiva consacrazione. Michel Craig, palla buona per Vlahovic, Vlahovic in aria e Pagliuca compie un miracolo. Padova ancora in attacco, servito Amoruso, il Padova ha avuto la grande occasione per riportarsi in parità, qualche mugugno a San Siro per la reazione del Padova. Coppola dall'altra parte per Quicchi, prova il cross, conquista un angolo. Padova pericoloso, davvero splendido l'assist di Craig che sembra tornato ai livelli di un tempo, almeno come assist, come tocchi deliziosi. Ha servito una palla d'oro a Goran Vlahovic che era un po' decentrato, ha provato il tiro d'esterno. Bomber di Nova Gradiška ha trovato un grande Pagliuca in uscita, cross di Craig, il rimpallo, poi Quicchi ancora a cercare Michel Craig. Quicchi può provare il cross, Amoruso in area, prova a girarsi, la conclusione di Giampietro, finisce sul fondo, ma il Padova almeno ci prova a creare qualche grattacapo alla manovra dell'Inter. Silvio Giampietro ci ha provato. Pagliuca al rinvio, davvero una grossa occasione quella di Vlahovic. L'Inter comincia forse un po' a preoccuparsi, anche il pubblico che adesso chiama
l'Inter ha un maggiore impegno per chiudere subito la gara. Dagan, Polins avanza, mette ordine. Fresi era un po' scomparso da una decina di minuti. Salvatore Fresi apre il gioco per Carlos. Carlos, il cross, Bonaiuti in uscita, ancora Fresi in area, uscita non proprio sicura del guardiano biancoscudato. Il cross, Branca in area, l'anticipo da parte di Quicchi. Adesso l'Inter ritornata a giocare, a rendersi pericolosa. Gran palla rubata da Heinz. Si ricomincia a giocare, non c'è fallo, o anzi c'è regola del vantaggio, meglio. Colpo di testa di Giampietro. Si ravviva questo match a San Siro, che gli spettatori di Telenuovo possono vedere in esclusiva ogni lunedì. Carlos può provare il sinistro, Bonaiuti di pugno. Ancora un grande Carlos che ci prova da tutte le posizioni. Carbone, questa volta c'è il calcio di punizione per il fallo di Longhi su Carbone. Qualche minuto, qualche fuoco d'artificio per l'Inter con Carlos che adesso sistema la palla, vuole assolutamente il gol, il brasiliano. Rivediamo intanto il fallo di Longhi su Carbone, fallo nettissimo. Carlos ha ingaggiato un vero e proprio duello come all'andata con Bonaiuti e fino adesso il portiere se l'è cavata benone, spingendo sempre di pugno le conclusioni di Carlos. Ci prova, boom boom, pallone alto sulla traversa. Ma Carlos, quando lascia partire la sua dinamite, è davvero pericoloso. Orecchino a mo' di Maradona. Roberto Carlos, difensore brasiliano, giovanissimo Roberto Carlos, 1973, 23 anni per lui, già campione del mondo. Coppola apre il gioco per Gabrieli, passata la paura il Padova riparte. Vlahovic, avanza adesso Paganin che riconquista palla da gladiatore in difesa, il dribbling su Vlahovic e Coppola, apre il gioco per Carbone e qui la fantasia di Carbone si perde un attimo per l'intervento di Rosa, che poi non ci pensa su due volte e per evitare l'errore spedisce la palla in fallo laterale. Zanetti per Fresi, Fresi cerca di mettere ordine. Inz ancora per Carlos, può provare ancora il sinistro, preferisce questa volta farla girare. Fontolan, la deviazione. Carlos la tiene in campo. Carlos attaccato da Quicchi, prova a servire Inz, il destro di Inz, palla sopra la traversa, ci ha provato l'inglese Paul Inz, acquistato da Moratti per la sua Inter quest'estate. Paul Inz, già 29 anni, per lui una grande esperienza sui campi inglesi, e alla 27esima presenza con la maglia dell'Inter, un gol per lui a Cremona contro la Cremonese nel sabato pre-pasquale. Il cross di Amoruso a cercare Vlahovic, intervento di Festa, poi ancora Vlahovic ruba palla, qualche amnesia nella manovra difensiva dell'Inter, poi ancora Vlahovic in area. Non c'è fallo secondo Messina, ma qualche dubbio ci rimane su questo incunearsi di Vlahovic in area. Comunque Zanetti, può ripartire l'Inter, rivediamo, c'è la spinta, c'è di Fresi a Vlahovic, c'era anche fallo di Amoruso su Paganin. Comunque si può ripartire con Benny Carbone, conquista un calcio di punizione. Carbone, inarrestabile la sua foga, bella palla per Fontolan in area, Fontolan il sinistro di Fontolan, l'uscita di Bonaiuti stavolta sicura, blocca il portiere Amoruso, stop elegante davanti agli occhi di Marcello Lippi in tribuna, l'allenatore juventino, dopo l'anticipo con la Sampdoria, anticipo deludente per la Juve. Sta studiando i suoi prossimi avversari. Sabato prossimo infatti la Juve sarà di scena qui a Meazza contro l'Inter, e forse sta studiando anche Nicola Amoruso, che già tutti danno come bianconero per la prossima stagione. Torniamo alla cronaca. Michel Craig per Coppola, Maurizio Coppola adesso cerca un compagno, prova a girarsi, non trova nessuno a cui
appoggiarsi, perde palla il Padova. Questi sono piccoli errori che non deve commettere la formazione biancoscudata. In possesso di palla Inz per Fontolan, questa volta c'è ancora il fallo. Carlos prova la conclusione, regola del vantaggio. Messina si è abituato a dare la regola del vantaggio, ormai lo fa stabilmente. Longhi si ferma, si appoggia su Michel Craig, c'è il fallo da parte di Festa su Craig, c'è il calcio di punizione per il Padova. Messina fa ripartire la formazione biancoscudata con questa punizione dalla tre quarti. Gabriele sulla sinistra, uno dei più generosi sicuramente in questo primo tempo, Franco Gabrieli. Il Padova non ha demeritato sicuramente, ma due grandi errori, due errori clamorosi hanno consentito all'Inter di essere in vantaggio. Sicuramente il secondo gol è stato un vero e proprio regalo. Pistone, Branca, rete ancora una volta, un gol fotocopia al primo, quello di Marco Branca, che al 40° minuto fa gioire gli spettatori nerazzurri, ma è incredibile come si possono prendere due gol identici. Vedete, marcature molto allentate in area, Nava ha lasciato Branca al suo destino, lo stesso ha fatto Bonaiuti. Nella sua arietta dovrebbe essere per il portiere romano terra sua di proprietà, invece Adriano non ha sicuramente grandi doti fuori dai pali, è un ottimo portiere tra i pali, lo abbiamo visto prima nelle conclusioni di Carlos, ma purtroppo dei difetti nelle uscite, ed è una caratteristica che è imprescindibile nel portiere moderno. Purtroppo Bonaiuti non riesce a curare questi piccoli difetti. Il Padova paga di conseguenza. Ancora Dazio, 3-1 a San Siro, con due gol fotocopia di Branca e con il gioiello di Carbone. Partita che sembrava riaperta, adesso sembra ancora chiusa. Due colpi di testa di Branca, 41 minuti di gioco. Il pubblico celebra il suo bomber arrivato a quota 17 gol. Paganin per Benny Carbone, adesso l'Inter fa accademia, ancora Carbone, va via. C'era forse fallo di Rosa, l'arbitro, il signor Messina, ha segnato come sempre la regola del vantaggio. Coppola ancora per Gabrieli, avanza adesso il Padova con Giampietro che dà una mano al centrocampo. Padova sotto di 2 gol. Longhi ruba palla, la perde Branca, Fontolan, colpo di testa da parte di Nava per Longhi. I soliti problemi, i soliti errori, il solito Padova da trasferta che riapre la partita per un po', poi ricade ancora, segna solo quando il risultato sembra già compromesso. È davvero il solito Padova, purtroppo quando una squadra retrocede. Intanto c'è il cartellino giallo. Quando una squadra retrocede, quando una squadra perde 13 volte su 14 in trasferta e non riesce a guarire i suoi mali, è destinata purtroppo a cadere inesorabilmente. Paganin, 3-1. Quicchi fa girare palla adesso Longhi per Amoruso, ancora Damiano Longhi, buona palla per Craig, Michel Craig è solo e manca incredibilmente quasi il contatto con la palla, a 2 passi da Pagliuca, colpisce di esterno ma colpisce male. Rivediamo Michel Craig, ci ha provato con l'esterno sinistro ma ha toccato debolmente con il sinistro l'olandese, regalando la palla a Pagliuca. E adesso l'Inter, scampato il pericolo, riparte in avanti, minuti 43. Il Padova non si arrende, comunque almeno crea pericoli dalla cintola in su ai nerazzurri di Roy Hodgson, Benny Carbone, Carlos, ancora Polinzio, Benny Carbone in area vicino all'area di rigore, viene commesso il fallo da Quicchi e Carbone conquista questo calcio di punizione. È davvero una delle sue specialità, quella di conquistare i calci da fermo. Polinz
per Branca, ancora Branca in aria, sembra inarrestabile oggi l'ex romanista. Carlos, attenzione al suo sinistro, ci prova ancora, ci prova da qualsiasi posizione Roberto Carlos. Tra il quinto tiro in porta che fa, non riesce a prendere la mira. Roberto Carlos comunque fa venire i brividi quando prende la rincorsa, quando carica il sinistro, è un pericolo costante. Craig, palla per Vlahovic, secondo il collaboratore di Messina c'è posizione irregolare di Vlahovic. Pagliuca va a recuperare la palla sotto un cartellone pubblicitario. Gianluca Pagliuca cerca in queste settimane, ormai ne mancano 4 alla fine del campionato, di convincere Sacchi a portarlo in Inghilterra, ma la sua avventura in nazionale sembra davvero finita. Presi, 1 minuto di recupero secondo il signor Messina, sono pochi perché siamo abituati ormai da diverse domeniche a vedere 6-7 minuti di recupero, quindi sembra strano vederne solo uno. Craig ancora con il sinistro, la palla è buona per Vlahovic, ma c'è l'intervento di Festa. Poi Paul-Ince avanza, ha spazio davanti a sé, chiama tranquillità, calma al centrocampo. Paul-Ince detta i tempi della manovra nera-azzurra. Carlos col sinistro fa girare molto bene per Festa, dopo a seguire Pistone sulla destra, avanza, trova Zanetti, l'argentino ha servito Branca e ancora un fallo commesso su Branca. Espressione di Coppola sintomatica dell'affanno col quale il Padova controlla gli attaccanti nerazzurri. E qui ci può riprovare ancora una volta Roberto Carlos. Bonaiuti sistema la barriera. Altri 3 gol sul groppone. Adesso nella casella delle reti subite arriviamo a quota 63. Carlos prende la mira, il sinistro di Carlos, palla deviata, finisce in calcio d'angolo per l'Inter. Siamo a quota 63 gol subiti. Zanetti va a consolare il suo compagno sudamericano Carlos, che evidentemente oggi non riesce a trovare lo specchio della porta. Lo ha trovato in un paio di circostanze, ma ha trovato anche Bonaiuti con i pugni. Calcio d'angolo, i minuti sono 46 e 38 secondi, siamo già oltre il minuto di recupero che faceva prima notare il signor Messina. Ince rovesciata, stupenda, e poi Ince va a prendersi gli applausi di tutto il pubblico della curva nerazzurra, abbracciato dai suoi compagni. Splendida rovesciata di Paul-Ince. Anche qui però un'uscita un po' avventata di Bonaiuti, vediamo l'intervento di Bonaiuti e Quicchi che si scontrano, e Ince, grande campione comunque, realizza un gol stupendo, ma c'è parecchia responsabilità da parte ancora una volta della difesa biancoscudata. Intanto il signor Messina ha fischiato la fine dei primi 45 minuti e si concludono su un punteggio che sembra ormai chiudere definitivamente le porte della gara all'Inter. Siamo a 4-1 per i nerazzurri, ci sentiamo tra pochissimo per il secondo tempo. L'Inter Padova sempre su Tele Nuovo. Il punteggio di 4-1 in favore dei nerazzurri, 2 gol proprio nel finale di tempo firmati da Branca e Ince hanno chiuso un po' la pratica di questo incontro, e c'è una sostituzione nel Padova un po' strana. Infatti Sandreani ha sostituito Adriano Bonaiuti e al suo posto ha inserito Ennio Dal Bianco. Eccolo in uscita, tocca il suo primo pallone Ennio Dal Bianco, che è entrato al posto di Bonaiuti. Evidentemente Sandreani ha voluto dare un po' una scossa alla squadra con questo cambio eccellente, dentro Dal Bianco e fuori Bonaiuti. Non c'è nessun infortunio da parte di Bonaiuti, è una scelta tecnica. Inquadratura per l'altro portiere, per Gianluca Pagliuca. E adesso sorride un po'. Il punteggio con i 3 gol di vantaggio mette sicuramente al sicuro l'Inter da spiacevoli sorprese. Gabrieli per Vlahovic. Il Padova comunque non si arrende, cerca di
fare un po' come a Firenze, magari sul 4-1, di riaprire la partita. 1 minuto e 16 secondi nel corso del secondo tempo, sempre su Telenuovo, Inter-Padova, secondi 45 minuti con Roberto Carlos che apre il gioco su Fontolan. Fontolan va via, molto bene a Nava, sulla fascia sinistra, prova il cross, Branca rovesciata, stupenda di Branca, applausi scroscianti per un grandissimo gol, quello di Branca, giustamente viene abbracciato e tutto il pubblico in piedi applaude un gol da Cineteca, quello di Branca. Rivediamolo a rallenti con gli applausi. Branca rovesciata al volo, stupenda, veramente da antologia, una magia da parte di Branca, e l'Inter è in vantaggio per 5-1. Gol stupendo di Branca. Non c'è nessun commento da fare quando gol così ti riconciliano davvero con il mondo del calcio. Emozioni a non finire, soprattutto per la San Siro nerazzurra. 5-1 e ancora guai per il Padova. Carlos, abbiamo celebrato un grande gol. Paganin, Polins, tripletta per Branca. Con questa tripletta Branca raggiunge quota 18 in classifica marcatori e non è davvero poco per l'attaccante nerazzurro. Danny Dal Bianco è entrato al primo minuto di questo secondo tempo, è rimasto pochissimo imbattuto, ha subito questo gran gol da parte di Branca. Per il Padova la sconfitta è davvero una certezza adesso, così come il ritorno in Serie B sembra scontato, è scontato ormai. Michel Craik cerca Amoruso in area, la conclusione respinta da parte di Pagliuca. Lampi di classe da parte di Amoruso, che ha cercato di superare Pagliuca, di realizzare il suo secondo gol a San Siro. Punteggio che non ammette discussioni. Inter 5, Padova 1, salgono a 65 le reti subite dal Padova in questa stagione, davvero un record. Stefano Nava, anche lui sul banco degli imputati dopo queste 3 reti di Branca. Incredibile davvero come il Padova subisca tutte queste reti. Inz fa girare palla per Zanetti, Zanetti può provare il cross, l'uscita è Dal Bianco, impresa alta tra il portiere del Padova. Giampietro, Longhi per Coppola, avanza adesso la formazione biancoscudata ancora con Maurizio Coppola. Per Dal Bianco si tratta della prima presenza in questa stagione. L'anno scorso Dal Bianco collezionò l'unica presenza in Serie A della sua carriera a Cagliari, subentrò a Bonaiuti dopo l'espulsione del portiere romano, subentrò Dal Bianco. E invece questa è proprio la prima vera e propria apparizione in questa stagione. Quicchi verso Nava. Giampietro che gioca con una vistosa benda sull'arcata sopraccigliare per il taglio usato da uno scontro con Branca nei primi minuti di gioco. Pistone scivola, poi Craik in chiusura. È un Padova comunque in completo disarmo, ormai la squadra biancoscudata ha ammainato bandiera. Subire sconfitte così pesanti compromette anche l'onore, l'immagine di questa società gloriosa, e soprattutto anche quella che è la nuova avventura dei dirigenti biancoscudati di Viganò, Corrubolo e Ferretti, che hanno comprato una società sembrava comunque avere possibilità ancora di salvezza. 5 sconfitte da quando sono subentrati a Sergio Giordani, 5 sconfitte ma anche alcune davvero pesanti, come quella di quest'oggi. Carlos, sarà da programmare un futuro diverso, si parla di una rivoluzione completa da parte
della nuova dirigenza, il rischio o semmai la preoccupazione, la paura, quella legittima anche da parte di tutti gli sportivi che hanno a cuore il Padova, è quella di un crollo, quella di uno sfascio generale. Sicuramente il compito della nuova società sarà quello di evitare questo crollo, evitare di fare la fine del Foggia, di fare la fine del Brescia e compagnia bella, perché in questo momento con una squadra da rifondare, con un allenatore che non sa qual è il suo destino, con una squadra lasciata all'ultimo posto in classifica, ormai diventa difficile pensare a un futuro nuovo e pieno di soddisfazioni, perché quando si ricostruisce una squadra al completo con 11 giocatori su 11 è davvero molto arduo cominciare subito a vincere. Carlos prova la conclusione, colpisce la barriera, ancora apre il gioco verso Carbone, entra in area Carbone, supera un avversario, poi Coppola mette una terza. Si diceva di questo futuro che a questo punto è legittimo preoccuparsi, perché regna un po' di confusione nella gestione di queste situazioni, compresa quella dell'allenatore. Non si capisce bene dove potrà arrivare l'anno prossimo questo Padova. Solo i fatti e il tempo potranno dare ragione ai nuovi proprietari. Di sicuro dovrà suonare ben altra musica nella prossima stagione. Carlos, il rinvio colpisce di testa Fontolan, l'Inter ha mollato gli ormeggi adesso. Gabrieli di testa, l'intervento da parte di Paganin, l'Inter gioca adesso a ritmi piuttosto blandi, 5-1, punteggio che non ammette discussioni e preoccupazioni. Polins, e questa volta Coppola rischia il cartellino giallo, fallo da dietro sull'inglese, sicuramente tra i più attivi quest'oggi. Grande partita quella di Polins. Punizione per i nerazzurri, 8 minuti di gioco, Inter 5, Padova 1, Dal Bianco da istruzioni tra i pali, con le 4 difensori in barriera. Ennio Dal Bianco e ancora Roberto Carlos ci prova e vuole assolutamente segnare un gol quest'oggi contro il Padova. Vediamo Roberto Carlos con il sinistro, prende la mira, il sinistro potente, questa volta prende la porta Carlos, ma trova anche i pugni di Dal Bianco e comincia a assaggiare le doti balistiche di Carlos. Fontolan va via in dribbling molto bene Carbone, il cross, Giampietro in chiusura. Longhi per Quicchi, rivediamo il gesto di Carlos, splendida punizione e risposta coi pugni di Dal Bianco. C'è un fallo su Vlahovic, c'è il calcio di punizione per il su Quicchi, scusate, c'è il calcio di punizione per il Padova. Quicchi è a terra, ne approfitto per rileggervi le formazioni per gli amanti delle statistiche. Inter in campo con Pagliuca, Pistone, Festa, Paganin, Carlos e Zanetti, Inz, Fresi, Fontolan, Branca e Carbone. Il Padova è in campo con Dal Bianco, Quicchi e Nava, Giampietro, Rosa e Gabrieli, Longhi, Coppola, Crei, Camoruso e Vlahovic. È subentrato Dal Bianco al posto di Bonaiuti proprio ad inizio di ripresa. È assaggiato, oltre al sinistro di Carlos, anche un grande Branca che con una rovesciata stupenda ha portato a 5 il vantaggio dell'Inter in questa gara. Lo score vede i nerazzurri in vantaggio per 5-1. Immaginiamo la delusione di Vigano e di Altobelli che tornavano a casa qui a San Siro dopo anni nell'Inter. Un ritorno infelice. Nava, il cross, palla che si perde nel buio generale. Intanto Quicchi rientra in campo, saluta, chiede al signor Messina di rientrare, che aspetta prima che l'azione si sviluppa e poi consente a farlo rientrare. Giampietro avanza, palla al piede, giocando con una vistosa benda. Quicchi si incunea nella difesa dell'Inter, ma è senza esito la sua percussione. Padova che ci prova con la forza davvero della disperazione, dei nervi. Ancora Craig va a far pressing su Zanetti, servito dalla parte opposta Fontolan, molto più attivo in questa ripresa. Fontolan da parte sua è partito il cross verso Branca, ma qui è Carbone che con un tocco pregevole sfiora il sesto gol
e conquista gli applausi del Meazza. Rivediamo il numero di Carbone che supera Giampietro in dribbling e poi con il sinistro di piatto fa davvero venire i brividi alla traversa. Palla che esce di un soffio. Inter accademica adesso che alla scala del calcio ci prova a dare spettacolo. Contolan ruba palla a Vlahovic, contropiede nerazzurro. Ancora Vlahovic, questa volta va a recuperare palla dopo averla persa, va a recuperare palla il croato che prova ad andare via in dribbling. 2-3 superati 4-5 avversari, poi però tenta in questa azione individuale. Vlahovic perde la sfera, la riconquista per l'Inter Salvatore Fresi che avanza sulla destra. I minuti sono 12 nel corso del secondo tempo. A Meazza si celebra la vittoria dell'Inter, il festival del gol. 5-1 il punteggio in favore dei nerazzurri. Hanno partecipato alla sagra del gol Branca, Carbone e Polinz. Adesso si divertono anche i tifosi nerazzurri con cori, saltelli, urla di gioia. Fresi, l'Inter vede avvicinarsi la qualificazione UEFA, unico e ultimo traguardo rimasto ormai ai nerazzurri dopo le eliminazioni in Coppa UEFA e in Coppa Italia. Longhi, Padova che arranca, fallo di Longhi su Inz. Si riparte con Benny Carbone, Coppola, c'è contatto, si riparte, fallo di Inz su Rosa. Qui Carbone va a litigare un po' con Michel Craig, c'è qualche piccola scaramuccia adesso tra i due. Intanto Amoruso si lamenta con il guardaline, c'è una piccola scaramuccia tra Craig e Carbone. Adesso Messina richiama i due all'attenzione, probabilmente sarà clemente nei confronti dei due giocatori, non ammonisce nessuno dei due. Adesso si ripartirà quindi con il fuorigioco di Amoruso e qui la decisione sicuramente fa arrabbiare Giampietro, perché il fuorigioco quello di Amoruso. Comunque si riparte con pistone. Inter che adesso ha rallentato naturalmente il ritmo. Carlos, intanto la curva nerazzurra canta per Maurizio Ganz che si sta riscaldando e sembra pronto all'ingresso in campo. Coppola, Michel Craig, Gabrieli. Adesso il Padova cerca di mettere un po' in difficoltà l'Inter, approfittando della inevitabile rilassatezza dei nerazzurri dopo il vantaggio ottenuto, vantaggio che vede l'Inter su per 5-1. Il cross ancora verso Amoruso, intervento di Paganin. In chiusura Benny Carbone, numero di gambe per Carbone, Carlos sulla sinistra. L'Inter gioca anche bene adesso. Paganin, palla per Branca, ma Paganin dimostra di essere un buon marcatore. Arcigno, ma di non avere due piedi per costruire il gioco. Vlahovic all'indietro verso Longhi, Michel Craig, guarda Coppola che gli arriva sulla sinistra, poi ancora Gabrieli. C'è posizione irregolare di Franco Gabrieli. La gara non ha più storia, comunque davvero finita da tempo questo Inter Padova. I 37.000 del Meazza possono godersi un pomeriggio di pura tranquillità con un occhio a quello che succede in campo, un orecchio alle radioline. Carlos Inz, Polinz avanza, autore del suo secondo gol in maglia nerazzurra. Dopo quello di Cremona ci ha preso gusto. Carlos ancora verso Carbone, intervento di Giampietro in chiusura, poi Paganin, ancora Giampietro, pallonetto verso Paganin, Giampietro serve Longhi, ancora Giampietro in avanti, fa girare palla adesso verso Nava. Padova che davvero ha poca voglia di giocare. Longhi, Vlahovic verso Nava, TikTok, ma
il Padova non passa la metà campo ed è sotto per 5-1. Rosa, Gabrieli avanza, poi lo scambio con Longhi, Amoruso, ancora Longhi, palla a cercare Vlahovic, la conclusione, intervento di Pagliuca e poi Amoruso realizza il gol del 5-2. Nicola Amoruso firma il suo 13° gol stagionale, realizzando distinto dopo la deviazione di Pagliuca su Vlahovic. Amoruso ha approfittato della respinta di Pagliuca, che adesso si arrabbia notevolmente con i suoi difensori. Il Padova realizza il gol dell'orgoglio, 5-2 adesso. Inz per Amoruso è la doppietta numero 3 di questa stagione. In precedenza Amoruso aveva realizzato 2 gol sia contro il Bari nel giro di andata che la settimana scorsa a Firenze all'Artemio Franchi. Un'altra doppietta, sale a quota 13 quindi Amoruso, una piccola soddisfazione per questo bomberino, questo talento naturale, ed è veramente, sale il rammarico, no? Per le cifre che vedono Amoruso e Vlahovic, la coppia gol forse più prolifica, una delle più prolifiche del campionato, con 25 gol in 2, e il Padova che è desolatamente ultimo in classifica, senza chance di salvezza. Davvero un peccato buttare al vento questo bottino offensivo, quando invece poi si subiscono 65 reti. Cross di Fontolan, ancora Gabrieli a contatto con Zanetti, che davvero non si è fermato un attimo. Intanto si riscaldano Ciocci, Fiore, Van Utrecht e Molinari. Andreani forse ha intenzione di optare per qualche sostituzione. Polins, palla verso Zanetti, intervento di Michel Craig. I minuti sono 18 e 29 secondi. Risultato che è cambiato da qualche istante, 5-2. Ormai ci siamo abituati a tanti gol quando vediamo il Padova, dal 6-4 di Firenze al 5-2 di questo pomeriggio. Giampietro in chiusura su Fresi, c'è fallo, si riparte, regola del vantaggio. Longhi, palla buona per Goran Vlahovic, avanza ancora Goran Vlahovic sulla destra, di fronte a sé Carlos, lo salta, la finta, poi il cross al centro. La chiusura è di Festa. Dicevo, ci siamo abituati a gol del genere, sicuramente per queste ultime 4 domeniche gli amanti del Totogol sono invitati a puntare sul Padova, sulle partite del Padova. Di sicuro non sbaglieranno. Una partita sicura, quella biancoscudata per il Totogol. Tante emozioni, anche se le reti subite prevalgono su quelle fatte. Ormai un abitué, siamo alla 9ª sconfitta consecutiva, abbiamo già battuto il record dei record del 49-50, delle sconfitte consecutive erano 7, abbiamo battuto mercoledì sera, adesso siamo addirittura a 9, ed è davvero un peccato finire in maniera così ingloriosa questo campionato di Serie A. Dal bianco ancora richiama l'ordine e le marcature. Calcio d'angolo per l'Inter, che naturalmente non affretta i tempi della battuta. Davide Fontolan cerca la camera d'aria per dare più effetto alla sfera, proverà il cross col sinistro, numero 24, il biondino nerazzurro, il cross, colpo di testa da parte di Craig, ancora Pistone, intervento di Longhi, poi ancora Fontolan, serve Pistone, può provare il cross col sinistro, Zanetti in area, Zanetti supera un avversario, poi ancora Zanetti insiste, supera Quicchi, supera Coppola, grande azione di Zanetti, Festa, rete, Festa, i pugni al cielo per Gianluca Festa, davvero una grande azione di Zanetti, che adesso va a ricevere i ringraziamenti del suo compagno di squadra. Un gol firmato più da Zanetti che da Festa. Zanetti ha messo sul piatto d'argento la rete numero 6 per l'Inter. Siamo 6-2, davvero diventiamo ridicoli a subire sempre gol così. 6-2. Anche Festa partecipa al festival del gol a San Siro.
Gianluca Festa, ma davvero poderosa l'azione di Zanetti, che ha superato in dribbling sia Quicchi sia Coppola, e adesso va a ricevere i meritati applausi. Ci aggiungiamo anche noi agli applausi di una tribuna tutta in piedi per Zanetti. È giusto così, un grande giocatore, l'argentino alla sua giovane età è sicuramente un campione, 23 anni per lui, ma grandi doti. Esce anche Carbone, entrano Ganz e Orlandini. Applausi per Zanetti e Carboni, meritata passerella per due giocatori. Zanetti forse avrebbe meritato anche il gol questo pomeriggio. Spazio anche per Orlandini e per Maurizio Ganz, giocatori in cerca di gloria. Giampietro, 6-2 punteggio, 6-2, continuano ad aumentare le reti in questo Inter Padova, sono già 8, sicuramente gli spettatori di Telenuovo avranno visto grandi emozioni, grandi prodezze, ma anche grandi errori degli sportivi biancoscudati. C'è davvero da mettersi le mani nei capelli, come dicevo prima, soprattutto per il futuro, per vedere quale futuro potrà aspettarsi il supporter biancoscudato, e qui c'è da lasciare l'interrogativo ai posteri, ma soprattutto ai nuovi dirigenti. Amoruso in dribbling va via molto bene a due giocatori, entra in area, prova a fintare, poi mette al centro la sfera per Vlahovic, che poi non riesce a trovare lo spazio per la conclusione. 22esimo, Padova che ancora, grazie a quei due davanti, Amoruso e Vlahovic, cerca la rete del 6-3. Ormai sono 2 settimane che Padova gioca a tennis dopo il 6-4 di Firenze. 6-2 adesso a San Siro. E la quota delle reti subite sale a 66. Quicchi per Coppola, il cross a cercare Vlahovic in area, Pistone attaccato da Amoruso. Ormai non ha più storia questo match di San Siro, mancano ancora 22 minuti e saranno sicuramente 22 minuti di grande accademia per l'Inter. Padova prova a reagire, prova a sferrare qualche altro colpicino alla corazzata di Roy Hodgson, che festeggia così questa vittoria importante per l'Inter, per tentare ancora, per continuare più che altro l'avventura alla ricerca di un posto UEFA. Branca e Ganz, adesso è da collaudare questa coppia che fino a un paio di mesi fa faceva sognare il pubblico nerazzurro. Poi Hodgson ha preferito affidarsi a Carbone al fianco di Branca, ma Branca e Ganz insieme hanno fatto davvero bene. Marco Branca, inarrestabile bomber, a quota 18 reti. Coppola chiede giustamente di marcare, c'è Ganz libero, a Gabrieli a prenderlo. Il cross, il colpo di testa di Fontolan, pallone che finisce sopra la traversa. Continua l'Inter ad attaccare. Fontolan si giustifica per questo colpo di testa che non ha centrato lo specchio della porta. Giampietro avanza, palla al piede. Coppola, immaginiamo la delusione dei tifosi biancoscudati, sia di quelli che sono qui quest'oggi a San Siro, ma soprattutto di quelli che sono a casa. Un Padova che adesso davvero sfiora la vergogna per questi risultati. Gabrieli in area, prova la conclusione, ma c'è il fallo di Orlandini, su Gabrieli, e il signor Messina concede il calcio di rigore. Non finiscono davvero mai le emozioni al Meazza di questo Inter Padova. Gabrieli in area, e mentre stava provando la conclusione c'è il fallo di Orlandini, e si mi pare il rigore piuttosto netto. Luca si lamenta, ma il rigore è netto. C'è Amoruso sul dischetto, va a sistemare la palla. Amoruso cerca la tripletta, è lui l'incaricato di questo rigore che potrebbe portare il Padova sul 6-3. Emozione a non finire in questo pomeriggio.
nerazzurro. Pagliuca contro Amoruso. Intanto Mauro Sandriani effettua un cambio, inserisce Molinari al posto di Quicchi e per Molinari si tratta dell'esordio assoluto. Rigore, Amoruso, e Pagliuca compie un grandissimo intervento e per il portiere nerazzurro c'è la gloria di questo rigore parato per Amoruso, errore dal dischetto e il sogno della tripletta a San Siro rimane purtroppo una chimera per lui. Rigore che, se avremo la possibilità di rivederlo, valuteremo se assegnare all'errore di Amoruso o alla grande parata di Pagliuca. Comunque Pagliuca si conquista gli applausi del pubblico nerazzurro. Fontolan. È un monologo nerazzurro, sale sugli scudi anche Pagliuca per questo rigore parato ad Amoruso. Eccolo, rivediamo Amoruso di piatto destro, il pallone nell'angolino, non era calciato neanche male, è mancata un po' la forza alla conclusione di Amoruso. Pagliuca comunque ha intuito e ha dimostrato di essere comunque un pararigori. Branca conquista un calcio d'angolo. Applausi per tutti in questo pomeriggio nerazzurro a San Siro. Calcio d'angolo per l'Inter con Marco Branca, numero 27 per lui, 3 gol quest'oggi, è arrivato a quota 18 in classifica cannonieri. Davvero complimenti all'attaccante nerazzurro. Calcio d'angolo, a Fontolan la battuta ancora col sinistro, palla giro, colpo di testa di Coppola, ancora calcio d'angolo, pericolosa questa battuta, giro sul primo palo, c'era Polins, Maurizio Coppola ha fatto buona guardia sul palo più corto, più vicino e ha spedito ancora il pallone in angolo. Inquadratura per Giampietro e Polins, ancora Fontolan, è sempre lui l'incaricato di questi corner a giro. Molinari intanto si occupa di Ganz, ancora la battuta di Fontolan, traversa piena di Fontolan, pallone ha assunto una direzione davvero pericolosa e ha colpito la traversa. Molinari, spazio per lui all'esordio assoluto in Serie A per questo giovane Molinari, maglia numero 24 per lui, Federico Molinari, classe 1976, quindi a 20 anni, esordio a San Siro, sicuramente un pomeriggio da non dimenticare. Amoruso cerca spazio in area, avanza, supera 2 avversari, poi Pistone fa buona guardia, c'è però il calcio d'angolo assegnato al Padova. Il punteggio non cambia comunque, ormai abbiamo perso anche il conto, sono 6-2 con il Padova che ha perso pochi istanti fa l'occasione per accorciare ancora di più le distanze da nerazzurri e portarsi sul 6-3. Intanto è rimasto a terra dopo uno sconto precedente Orlandini e si tocca il ginocchio, subito sono accorsi i barellieri e i sanitari dell'Inter. Orlandini che ha avuto molti problemi fisici, molti guai fisici, già reduce da un brutto infortunio, speriamo non sia nulla di grave per Orlandini, sembra però costretto ad uscire dal campo Orlandini. Purtroppo è davvero un periodo sfortunato per lui, già fatica a trovare posto in squadra, adesso ci si mette anche un infortunio e infatti è costretto a lasciare il campo. Dentro Ciccio Dell'Anno, accolto dai fischi di San Siro, non deve essere ben gradito da queste parti Dell'Anno, è reduce da un paio di apparizioni negative soprattutto in casa contro Fiorentina e Sampdoria, non ha fatto bella figura dell'anno e quindi al suo ingresso in campo è stato accolto dai fischi. Intanto qui l'Inter rischia ancora di subire gol, se la ride Fresi. 6-2 il punteggio. Intanto Orlandini esce dal campo tra gli applausi dentro Dell'Anno. Calcio d'angolo, ancora Longhi, 30esimo, ancora corner, il Padova colleziona una marea di calci d'angolo. La nota più positiva di questo pomeriggio è sicuramente un altro esordio in Serie A, quello di Molinari. Dopo quello di Serao di mercoledì sera, Sandriani ha concesso un piccolo momento di gloria anche a Federico Molinari, che sicuramente lascia
agire una volontà di voler chiudere il campionato magari queste ultime 4 domeniche, lasciando spazio anche ai giovani che possono rappresentare il futuro di una società. Quindi dopo Serao anche Molinari fa il suo esordio assoluto in Serie A. Dell'anno per Inz, non è preciso il passaggio di Dell'anno. Inz a contatto con Longhi, il pallone all'indietro verso Pagliuca. Gianluca Pagliuca che oltre 2 gol subiti ha parato anche un rigore. Presi, alla buona per Branca, c'è il calcio di punizione per l'Inter dal limite dell'area e situazione curiosa, si è dovuto trovare Giampietro in marcatura su Branca, non è sicuramente il suo compito. Cross lungo, palla lunga, si è trovato Giampietro in marcatura su Branca. Rivediamo, vedete sia Rosa era un po' avanti rispetto alla sua solita posizione, Giampietro ha dovuto chiudere abbracciando Branca. È una bella sfida quella tra Giampietro e Branca, colpi di tagli. Dal bianco intanto sistema la barriera. È entrato al posto di Bonaiuti al primo minuto della ripresa dal bianco. Adesso sistema per Benino la barriera, Maurizio Ganz, sarà lui la conclusione, imparabile la gioia di Ganz, la gioia di Maurizio Ganz, la rabbia anche nella sua esultanza, nel suo sfogo, davvero prodezza balistica di Ganz, ne stiamo vedendo di tutti i colori questo pomeriggio, di tutti i colori. Siamo 7-2. Punizione imprendibile, palla giro di sinistro sul palo più lontano, imparabile per Dal Bianco, si è infilata nell'angolino alto alla sinistra del portiere biancoscudato. Siamo 7-2 per l'Inter e siamo davvero entrati in zona vergogna. 7-2, qui l'Italia sicuramente riderà nel sentire questo risultato di San Siro, davvero incredibile. 7-2, anche se su almeno 2 di questi 5 gol c'è sicuramente la bravura degli attaccanti nerazzurri. Ci riteniamo al gol di Branca su rovesciata e questa punizione di Ganz imparabile. Sono prodezze di grandi campioni, quindi da questo punto di vista non si può dire nulla, però sicuramente sugli altri 5 ci sono più di una responsabilità da parte di una squadra che ormai sembra allo sbando, sembra aver perso tutti gli stimoli, sembra giocare più per disperazione che non per reale voglia. Ormai la retrocessione è lì dietro la porta, manca solo la matematica. Secondo i risultati che stanno pervenendo, il Padova sarebbe ormai ad un punto dalla matematica retrocessione in Serie B, reale conclusione di un campionato disastroso, almeno sta concludendo in maniera disastrosa. Siamo alla 9ª sconfitta consecutiva con dimensioni pesantissime, questo è la cosa che dà più fastidio. Dell'anno, Ciccio Dell'anno apre il gioco per Ganz, Polins ha fatto una grande partita a centrocampo, adesso si lamenta perché ha subito un altro fallo. Polins prende a male parole Coppola. E davvero non finiscono mai le emozioni e gli errori al Meazza. Doppietta per Ganz che ha fatto davvero un gran gol con un avvitamento. Adesso vediamo la ripetizione, l'avvitamento con il sinistro a giro, poi Dal Bianco ha cercato ha intuito la deviazione, ha intuito il pallone, poi l'ha toccato sul palo, il pallone è entrato in rete. Siamo 8-2, non ci sono più parole per commentare questa gara. Fate voi bis, avanza Gabrieli, 8-2 al 36esimo e non è ancora finita. Rimaniamo di stucco di fronte a questi spettacoli. Michel Craig, sicuramente il pubblico nerazzurro da tempo non vedeva una partita così.
andremo poi a vedere nel libro delle statistiche se troviamo 8 gol da parte dell'Inter in una partita di campionato. Battuta o non battuta, ci voleva il Padova per far risvegliare tutti i cannonieri nerazzurri. Oltre a Branca e Carbone è andato a segno per 2 volte anche Ganz, dato in crisi. Ma direi che adesso ormai su questo 8-2 si possono fare anche considerazioni più generali. Direi che il Padova è riuscito quest'anno a risvegliare un po' tutti gli attaccanti in crisi delle varie squadre. Basti pensare a Batistuta a Firenze, a Fonseca mercoledì sera, basti pensare a giocatori che di solito sono in panchina e poi entrano, come Padovano con la Juve, Floriancic qui all'Euganeo. Chiesa non ha bisogno di risvegliarsi, ma ha segnato 3 gol. Melli era in crisi, ha segnato contro il Padova. Basta andare a guardare partita per partita. Gli attaccanti di tutte le squadre hanno sempre segnato praticamente contro il Padova. Padova che adesso ha raggiunto quota 68 gol subiti da Guinness dei primati. Damiano Longhi alla battuta di questo calcio di punizione. Pagliuca sistema la palla. Longhi prova il cross, la respinta dalla difesa nerazzurra. Ormai è una squadra allo sfascio questo Padova, che è riuscito a prendere 8 gol questo pomeriggio a San Siro. Coppola per Giampietro, il cross di Giampietro, pallone a cercare Gabrieli che si era proposto in avanti a dare una mano ad Amoroso e Vlahovic. Molinari dimostra quantomeno impegno e voglia di giocare. Vlahovic ancora per Molinari che avanza, viene fermato da Fontolan, poi commette fallo. Molinari prende coraggio il 20enne difensore del Padova. A questo punto, a vedere questo risultato, a rivedere mentalmente il film di questa gara con gli errori subiti e i gol al passivo, viene da pensare che il reale valore di questa squadra sia questo. È difficile pensare ad altre cause. Sandriani parla da tempo di un calo psicologico di questa squadra che è molto fragile, che è molto scossa. Ovviamente lui non può pensare che il valore di alcuni giocatori sia questo, ma non riusciamo a trovare altre soluzioni. Evidentemente ci sono alcuni giocatori, la maggior parte di questa squadra, che non ha dei valori tali da poter ben figurare in Serie A. Non c'è niente di male, ma evidentemente i limiti di questa squadra e di alcuni giocatori sono questi. Sicuramente il reparto che più è crollato in questa stagione è la difesa, quindi dove dovranno lavorare i nuovi dirigenti è nel ricostruire un reparto che in questo momento appare davvero fragilissimo. Basta avanzare dalle parti del porta biancoscudata per segnare. Detto questo, si riparte con la cronaca. Mancano 5 minuti al termine di questa agonia biancoscudata. 8-2 il punteggio. Ci prova il Padova a ancora avanzare con la forza della disperazione, del poco orgoglio che è rimasto a questa squadra, che ha fatto un'altra brutta figura quest'oggi, anche se il punteggio è naturalmente molto eccessivo nei confronti del Padova. Non ci stanno 6 gol di differenza, ma 3 o 4 sicuramente sì. Il Padova ha avuto nel primo tempo la possibilità di riportarsi in parità con quella palla di Vlahovic, poi di portarsi su 3-2 con quel tocco di Craig, ma lampi sprazzi di calcio in un pomeriggio da dimenticare, o forse in un campionato. Gabrieli per Longhi, 40 minuti e 43 secondi nel corso del secondo tempo. 8-2 per l'Inter di Roy Hodgson. Giampietro avanza, cerca Vlahovic, l'intervento in chiusura di Fontolan. Poi è Polinza a far ripartire un Inter che non si accontenta, evidentemente vuole battere il record dei record. Intanto ci è arrivata una statistica dall'ufficio stampa dell'Inter: la vittoria più corposa dei nerazzurri risale a tantissimi anni fa,
Era un 9-0 contro il Casale nel dopoguerra, quindi ci è andata vicino quest'oggi l'Inter a superare quel record. Vlahovic in area, cerca la deviazione, Carlos non è riuscito a entrare anche lui nel taccuino dei marcatori. Ci ha provato almeno 7-8 volte con bombe da tutte le parti, ma non è riuscito a realizzare questo tanto atteso gol. Pagliuca, il rinvio del portiere nerazzurro ex sandoriano, 42 minuti. Credo che sia i giocatori che la panchina biancoscudata non vedono tutti l'ora di aspettare questo fischio finale del signor Messina, a cui consigliamo di non recuperare neanche un minuto, perché sarebbe davvero disastroso per il Padova giocare qualche altro minuto qui a San Siro. Carlos, non c'è più storia, non c'è mai stata storia, forse. Inz, avanza The Gun, l'imperatore del centrocampo. Branca, ancora Inz, ci prova. Applausi scroscianti da parte del pubblico di San Siro, meritati per un Inter che ha disputato sicuramente la sua miglior partita stagionale e adesso può continuare con cognizione di causa questo suo viaggio verso la zona UEFA, anche se la lotta è apertissima. Carlos sbaglia lo stop, ma gli è concesso dopo tanto impegno e tanta fatica. Molinari tocca un altro suo pallone di questo pomeriggio, che sicuramente per il Padova era da dimenticare, ma per il giovane difensore sarà sicuramente uno dei giorni comunque più belli della sua vita. Esordire a San Siro penso sia un'emozione che tutti vorrebbero provare. Fallo di Amoruso su Festa, calcio di punizione, ci si avvia veloci alla fine di questa partita. Siamo quasi al 44esimo, un minuto e mezzo e poi il signor Messina manderà tutti a casa con il punteggio che ormai è stabilito. Inter 8, Padova 2. Una sconfitta, un'altra sconfitta pesantissima, altri 10 gol. Quando gioca il Padova c'è davvero da pagare il prezzo del biglietto, perché vale vedere queste partite, almeno 10 gol non sono da tutti. Pistone per Ganz, autore di 2 reti. Giampietro mantiene il pallone, lo custodisce, conquista questa rimessa dal fondo. 30 secondi al termine. Giampietro, adesso ci sarà come si diceva prima, da programmare il futuro, e questa l'unica via d'uscita per superare questo momento e di cominciare subito a programmare il futuro cadetto del Padova, subito da chiarire se sarà Sandreani o meno a guidare il Padova nel prossimo campionato, anche se sembra molto improbabile questa scelta da parte dei dirigenti biancoscudati, che su questa decisione sembrano un po' confusi, un po' indecisi. Vlahovic, dicevo prima, adesso l'importante a mio avviso è quello di evitare una catastrofe, di evitare un crollo da parte di questa squadra che continua a perdere in maniera vergognosa con risultati pesantissimi e rischia l'anno prossimo di fare davvero una brutta fine se non verranno fatte le cose per bene. Quindi compito e missione dei nuovi dirigenti è quello di creare qualcosa di veramente forte per il futuro, perché il ciclo qui è finito. Un ciclo che ha portato tante vittorie, una promozione in Serie A, una salvezza miracolosa l'anno scorso, ma adesso siamo alla fine di questa avventura e inevitabilmente bisognerà cominciarne un'altra. Se i tempi sono lunghi come quelli della prima avventura, sicuramente non ci sarà tanto da star contenti e tranquilli per i tifosi biancoscudati. Minuti sono già 46, Messina non si decide a finire questa partita trionfale per l'Inter, deprimente per il Padova. Vlahovic, Longhi, Giampietro,
ecco qua, finisce finalmente questo Inter Padova, non ne potevamo più, finisce 8-2, il risultato parla da solo. Gianluca Di Marzio gli dà appuntamento alla prossima sfida dei biancoscudati contro l'Udinese, sfida inutile per la classifica, ma che Terranova vi proporrà comunque. Vi augura buon proseguimento di giornata con i nostri programmi, a risentirci.